Forte Jordan Varnado da un'altra parte, Carl Weedle dall'altra e poi in mezzo sotto le planche Derek Ogbeide, il giocatore nativo di Lagos che ha tirato giù 8.6 rimbalzi di media in stagione regolare. Queste le scelte di Brienza. Adesso noi ci trasferiamo sulla panchina opposta a sentire coach Alessandro Magro, coach della Germania Brescia. Ma intanto i complimenti a Pistoia per la stagione incredibile che ha fatto, per merito si è guadagnata la possibilità di giocare alla post-season. Da parte nostra c'è la volontà di continuare a competere, a giocare partite estremamente performanti da un punto di vista sia difensivo che offensivo davanti appunto ai nostri tifosi. Sarà una serie interessante con tanti spunti, una serie difficile, ma c'è la volontà da parte nostra di continuare il più a lungo possibile questa meravigliosa stagione. La Coppa Italia con Brescia per la gioia della presidente Baragaglio nel 2023. Head coach dal 2021 Alessandro Magro, nativo di Castelfiorentino. Queste le scelte per cominciare la partita da parte del coach della squadra lombarda, Cristone Della Valle, le due guardie, poi Kenny Gabriel, posizione di ala forte con Nicola Chele nello starting five sotto canestro. Ovviamente insostituibile Miro Bilan, lo starting five della formazione bresciana. 9 i precedenti 3-2 formazioni, Brescia avanti 6-3, non ha mai perso in casa nei precedenti contro la formazione lombarda. A terno arbitrale Michele Rossi, Lorenzo Baldini, Sergio Noce chiamati a dirigere questa partita. Amici di DAZN, Mino Taveri per voi. Si chiude il primo giro di match di queste gare 1 dopo le 3 già giocate. Si chiude stasera con questo Germani Estra, partita dal lato del tabellone dove nel pomeriggio la grande sorpresa, come vi dicevo prima, la vittoria di Trento in casa di Milano. Ovviamente poi da lunedì si ritorna, da domani si torna nuovamente in campo per gara 2. Ultimi high five, ultime raccomandazioni, ultimi modi per incoraggiarsi a vicenda. C'è grande affluenza ovviamente a Palla Leonessa dopo aver vissuto una stagione regolare ad altissima quota. Adesso Brescia vuole continuare allo stesso modo. Qualcuno ha parlato anche di scudetto da queste parti. Non mi meraviglierei se Brescia recitasse un ruolo di prim'ordine fino alla fine. Però c'è da superare un ostacolo molto difficile come Pistoia, matricola, che dopo la promozione in Serie A dello scorso anno ha raggiunto il 6° posto nella stagione regolare e non a caso grazie a un grande lavoro di società, di gestione degli uomini e ovviamente del lavoro in panchina di Brienza. Avete visto anche la rappresentanza della tifoseria pistoiese, ma adesso le chiacchiere stanno a zero, adesso c'è la palla 2, adesso si gioca basket amici e i playoff su DAZN da qui fino alla finale scudetto. La strada è ancora molto lunga, vediamo quanta strada faranno sia Brescia che Pistoia. Ultimi preparativi, si va a saltare Miro Bilan o Gabriel forse, no, Kenny Gabriel da una parte, Ogbeide dall'altra per la palla 2. Sale l'incitamento del pubblico della Palla Leonessa, tutto pronto qui nell'impianto bresciano per dare il via a questa gara 1 tra Brescia e Pistoia. Si va, primo pallone che viene conquistato dalla formazione ospite che giocherà alla prima azione manovrata con Moore che prova ad aggirare la difesa schierata di Brescia, va sull'angolo attraverso il pitturato per il primo tiro da fuori da parte di Varnado, palla che si impenna, Bilan tira giù il primo pallone e il primo rimbalzo della sua serata. Dall'altra parte Della Valle, la pressione di Moore, prende il blocco da Bilan Della Valle, poi verso Achele, schiacciata a terra per Criston, consegnato per Della Valle, primo tiro da tre anche per lui, una mattonata però non c'è resettaggio del cronometro perché non viene toccato il ferro. Il secondo tiro di Gabriel è anche questo sbagliato e allora 2 errori consecutivi per Brescia. Si va dalla parte opposta nuovamente per la seconda azione manovrata della partita da parte dell'Estra Pistoia con Willis. Gabriel giù di gambe, guarda negli occhi Peyton Terry Willis, nativo di Fayetteville, 16 punti di media stagione
continua ancora con il suo ball handling, 2 secondi per andare al tiro, si alza da lontanissimo, sbaglia anche Willis, ha giocato da solo questa azione d'attacco Willis per Pistoia dall'altra parte della valle, prova ad attaccare Moore che commette il primo fallo della sua serata. Vediamo se viene data azione di tiro ad Amedeo Della Valle per mandarli in lunetta, e non sarà una buona notizia. Sì, siamo lì, forse aveva già raccolto in effetti Della Valle. Vediamo, giocatore da quasi 92% dalla linea di tiro libero, Amedeo Della Valle, primo viaggio in lunetta per lui, così infatti confermata la decisione arbitrale, primo bersaglio per Della Valle, apre così il match il nativo di Alba, come vi dicevo, primo tiro libero per lui, giocatore da 13 di media stagionale, 26 all'andata, 16 al ritorno nelle 2 gare stagione regolare tra Brescia e Pistoia, vinte entrambe dalla formazione lombarda. 2-0, si apre così con i 2 tiri liberi di Della Valle, 1 minuto e 10, 1 minuto e 20 anzi già sul cronometro. Moore con Della Valle che rifiuta il cambio, rimane in pressione su Moore che poi lo batte però nell'angolo per Whittle, spalle a canestro per Ogbeide, difende forte Bilan, Ogbeide tenta di servire nell'angolo Moore, la palla che termina fuori. Buona intensità difensiva questa per Brescia, chiuso Ogbeide sotto canestro da Miro Bilan, impossibile il servizio per Charlie Edward Moore. Dall'altra parte pallone che viene portato avanti da Semai Crisson, c'è Whittle su di lui, schiacciata a terra per Bilan, arriva Della Valle, la finta di consegnato di Bilan che poi va ad attaccare nel pitturato Ogbeide, semi gancio per il nativo di Sebenico. 4-0, inizio di Brescia con Pistoia che è alla ricerca ancora dei primi punti nella sua serata. Whittle riceve il blocco da Ogbeide, ribaltamento per la partenza di Varnado, arresto tiro in sospensione, tiro corto, tap out di Ogbeide, extra possesso, Moore prova a concretizzare col tiro da 3, sbagliato ancora, smetta Jordan Varnado, andare a prendere palla lì sotto con Bilan non è affatto facile, ma Varnado ci è riuscito per i primi 2 punti della formazione ospite. Della Valle prova a rispondere, 2,5 già andati sul cronometro, il lob per Criston che va ad attaccare Moore, va nel pitturato, si arresta, tira in sospensione con un po' di fortuna, la palla va dentro nuovamente per il più 4, primi 2 punti anche per il nativo di Cincinnati, 11.1 della sua media stagionale. 6-2 con Pistoia che adesso prova a innescarsi con Moore, partenza di mano destra, aiuta e recupera Bilan, Whittle va dall'altra parte, fuori per Moore, per un altro tiro da 3 per Moore, sbagliata anche questo, palla che termina direttamente fuori. Inizio un po' a rilento per Charlie Edward Moore, 2 tiri da 3 tentati, 2 errori. Qui intanto vediamo il canestro di prima di Criston per Moore, si parla di 41.7 di media stagionale da oltre l'arco e 17.4 punti di media partita. Della Valle, a proposito di giocatori che da oltre l'arco fanno male, ancora Della Valle per il canestro da 3 punti per il più 6 di Brescia in questi primi 2 minuti e mezzo, con Della Valle che prova a innescarsi anche da oltre la linea consentita per il valore da 3 punti dei tiri. Dall'altra parte Willis si arresta, tira in sospensione, grande giocata di Peyton Terrell Willis, 2 punti, fallo subito, viaggio in lunetta supplementare. Il fallo è di Della Valle che non riesce a tenere Willis, peraltro Della Valle poi impatta involontariamente sul gomito, Della Valle che aveva segnato così nell'azione precedente, poi è andata a commettere fallo e a mandare Willis in lunetta per concretizzare la giocata da 3 punti. Tira col 77%, ha tirato in stagione regolare col 77%, sbaglia il tiro libero, ma c'è da ripetere forse invaso Bilan, quindi tiro libero da ripetere per Willis. Vi dicevo 77% in stagione, 21 nella gara d'andata che è stagione regolare per lui, 5 in quella di ritorno. Stavolta Willis non sbaglia per il -4 di Pistoia. Adesso in difesa Criston si appoggia a Bilan, chiede palla Della Valle, vediamo se va ad attaccare Moore. Bilan è pronto a fare il blocco e poi a tagliare. Della Valle scarica proprio su Bilan,
tira di prima intenzione Bilan, tiro sbagliato, poi ultimo a toccare proprio il giocatore bresciano, impreca contro se stesso. Era riuscito a trovare il corridoio di passaggio, attenzione alla rimessa però sbagliata da Pistoia sulla pressione della squadra di Alessandro Magro, che applaude. Vi dicevo, è riuscito a trovare un bel corridoio di passaggio della Valle. Bilan era stato forse preso un po' in controtempo, però alla fine la palla è nuovamente di Brescia con 14 sul cronometro per andare al tiro. Cristian da sotto canestro, fuori per Della Valle, la finta del tiro da 3, ancora servito Bilan, c'è Ogbeide giù sulle gambe che prova a tenerlo lontano anche usando il fisico. Bilan allora si avvicina, poi Derek Ogbeide tira giù il passaggio a livello e commette fallo e manda in lunetta Miro Bilan. Questa sarà una sfida tutta da seguire. Qui eccolo il braccio destro che va a tranciare il braccio di Miro Bilan, che va in lunetta per il suo primo viaggio in lunetta della serata, giocatore da poco più del 69% in stagione regolare dalla linea di tiro libero, l'espressione di Nicola Brienza. Primi tiri liberi per il giocatore cresciuto nelle giovanili della Sebenico, Croazia. Buono il primo, dicevo prima, aveva incrociato Brescia 2 stagioni fa proprio nei playoff con la sua Sassari, ci giocava anche Bornell. Quest'anno nelle fila ancora della Germani. Secondo tiro libero per Bilan. Fa 1 su 2. Rimangono 5 i punti tra le due formazioni, con Widal che adesso supera la metà campo. Primo errore dalla lunetta per la Germani. Moore si ferma, chiude bene Gabriel, giù di gambe, non gli lascia corridoio di penetrazione. Allora Varnado prova ad attaccare Criston, svitamento sul piede perno, arriva. Sono stato fallo o una stoppata forse? Vediamo se riusciamo ad andare sugli arbitri. Si è stato chiamato fallo a Kenny Gabriel, che sì, probabilmente sì. Però vedo l'arbitro solo segnalare non il fallo ma solo la rimessa. Allora non c'è fallo, non c'è fallo. Infatti allarga le mani Brienza, purtroppo la regia ci regala tanti bei primi piani, però non riusciamo a capire l'arbitro cosa ha segnalato. Non c'è fallo, la rimessa da sotto canestro. Moore lungo per Widal, consegnato, poi Widal va a tagliare, Moore alza la parabola, qualcosa a metà forse forse voleva servire Widal, poi è andato, si è visto costretto a tirare. Della Valle a spazio, non c'è bisogno di chiedergli niente, se trova un metro davanti a sé si alza per il tiro da 3. Amedeo Della Valle, più 8, comincia a salire il vantaggio di Brescia con l'8° punto di Amedeo Della Valle, che ha sbagliato solo un tiro da 3 su 3 tentativi stasera. Ogbeide attacca Bilan che lo stoppa, Della Valle parte per il 3 contro 2 e il contropiede, intercettato il passaggio peraltro timido di Della Valle da Widal. Dall'altra parte anche un errore di Moore e allora si torna di qua con Criston, schiacciata a terra per Bilan, sorta canestro per Achele verso Gabriel, deve tirare in qualche modo ma comunque aveva messo il piede fuori e Magro fa segno va bene, però state calmi, non buttiamo via palloni inutili. 8 punti per Amedeo Della Valle, mentre Moore è già di là. Siamo nei secondi 5 di questo primo quarto. Tenta l'anticipo Gabriel e il primo fallo, tenta l'anticipo fallosamente Kenny Gabriel. Primo fallo per lui, rimessa per Moore, si allarga, si fa vedere Varnado, ancora Gabriel su di lui, va fino in fondo, appoggio al tabellone, sbaglia però. Rimbalzo di Bilan, Criston a superare la metà campo, comincia a muoversi qualcosa sulla panchina di Brescia, pronto Bornell a fare il suo debutto nel match, mentre in qualche modo riesce Nicola Achele a trovare una bella giocata nel pitturate, 2 punti con la palla appoggiata al tabellone. C'è il primo time out della serata con Brescia che adesso prova ad allungare, prova ad inserire le marce alte. Time out qui al Palla Leonessa. Eccola la bella giocata di Achele che va a battere con questo giro in corsa Willis e poi time out.
Amici appassionati di basket, avete ancora poche ore per andare sul sito della Lega Basket, sulla app della LBA, per votare i migliori della stagione della Valle. E tra i candidati possibilità ancora di votare, poi verranno comunicati i vincitori degli awards stagione 23-24. Intanto qui si riparte con 10 di vantaggio per Brescia, primo vantaggio in doppia cifra per i padroni di casa, solo 5 punti prodotti ancora dall'attacco pistoiese, che adesso prova con Willis, si allontana Widal, riceve sulla linea di tiro libero, si alza per il tiro in sospensione, anzi Ogbeide, chiedo scusa, era Ogbeide per il tiro in sospensione. Mano mancina mi ha fatto ovviamente cambiare idea, poi Della Valle prova a rispondere, rimbalzo d'attacco per Bilan, è entrato Barnella, fuori Kenny Gabriel nelle file della Germani, poi Bilan, ribaltamento ancora per Achele, prova ad attaccare nuovamente Willis come ha fatto prima del time out e ci riesce ancora una volta. 4 punti consecutivi per un ottimo inizio di match del giocatore nativo di Treviso. Nuovamente per il più 10 Varnado per Willis, c'è Achele proprio su Willis, cambio difensivo adesso, Barnella su Willis che poi prova ad attaccare nell'angolo per Widal, stavolta sì, il tiro è sbagliato, il rimbalzo di Barnella, poi spinge la transizione offensiva Bilan, schiacciata a terra per Criston che va ad appoggiare in sottomano, segnate anche l'assist a Miro Bilan per il più 12, poi Barnella ferma la ripartenza pistoiese. Barnella ha confermato ancora il suo look già sfoderato nell'ultimo match contro Brindisi, splendido l'assist di Miro Bilan, schiacciato a terra, e poi facile sottomano di Crisson, debutta nel match anche CJ Messenberg proprio a 3 minuti esatti adesso dalla fine del primo quarto in panchina Medeo Della Valle, mentre Willis prova ad attaccare ancora Achele, la finta di tiro, poi surplus, svitamento sul piede perno nell'angolo per Gianluca Della Rosa, mandato in campo da Magro, mentre Willis si alza per il tiro da 3 per provare a far ripartire la sua squadra, adesso in doppia cifra ma sempre meno 9, con Criston che rimane sull'arco, il lob per Barnella, va ad attaccare Moore, va fino in fondo, palla che danza sul ferro e poi entra. 2 punti anche per l'ex Sassari a riportare a più 11 il vantaggio dei padroni di casa quando ci stiamo avvicinando agli ultimi 2 minuti. Moore da lontanissimo, traversone per Moore, decisamente non bene Charlie Edward Moore, ancora a quota 0, suo quarto errore da 3 punti, giocatore che adesso viene richiamato in panchina da Nicola Brienza e debutta nel match. Ryan Hawkins, chiaro che Brienza si aspetta molto dal potenziale offensivo di Charlie Moore, 17.4 la sua media stagionale. Panchina anche per Somai Kristen in questo tramonto di quarto, entrato in campo David Kwonu nelle file bresciane, eccolo qua che gioca il suo primo pallone, peraltro ex proprio pistoiese. Tanto da lontano si alza e sbaglia, il rimbalzo di Achele che fa ancora un ottimo lavoro sotto i tabelloni e induce al fallo Derek Ubeide. Oh, è Hawkins, credo che sia Hawkins invece il fallo, sono andati insieme ma il fallo credo che sia stato fischiato a Hawkins. Comunque ad Achele importa poco perché va in lunetta per 2 tiri liberi. Primo viaggio in lunetta per il trevigiano che sbaglia, applaude comunque Magro. Ha vinto con Brescia la Coppa Italia, il giocatore qui inquadrato, cresciuto nei giovanili del Montebelluna e poi Venezia. Secondo tiro libero per lui, sbagliato anche questo, con un po' di sfortuna Ogbeide tira giù il rimbalzo, Della Rosa va a portare il pallone avanti, a superare la metà campo, ma la marcatura è di Coano su di lui, si ferma Gianluca Della Rosa, poi il pallone per Hawkins che appoggia il tabellone però non riesce a trovare il canestro. Bilan invece trova il rimbalzo, spinge Coano dall'altra parte, Della Rosa ferma la ripartenza bresciana come intento un fallo che non
comporta gravi conseguenze se non il fallo personale, perché non ha ancora esaurito il bonus. Pistoia lo ha fatto adesso. Fuori Milan con Cobbins mandato in campo da Magro per questi ultimi 89 secondi. Fuori anche Ogbeide, dentro Angelo Del Chiaro, un altro gran protagonista italiano della stagione pistoiese, mentre alza la parabola sbagliando però Massenburg. Rimbalzo di Pistoia stavolta, vuole palla Hawkins nel pitturato, non riesce a servirlo Willis, lo serve adesso Della Rota, anzi Del Chiaro riceve, spalle a canestro, semigancio di sinistro, un Cobbins che toglie il pallone in maniera regolare dopo il rimbalzo sul cerchio. Barnell, ultimo minuto di questo primo quarto, ribaltamento per Massenburg, Kwonu schiacciato a terra ancora per Barnell. Kwonu parte in 1 contro 1, arresto il tiro, sospensione del pitturato, sbaglia anche lui, poi svetta Hawkins stavolta a conquistare il rimbalzo difensivo. Della Rosa spinge, schiacciata a terra il pallone per Varnado, prova ad attaccare Barnell, ci riesce bene stavolta Jordan Varnado. Segni di risveglio per Pistoia, si va ancora con 2 cronometri, ci sono 8 secondi di differenza circa, 3-2 Massenburg. Sembra schierata a zona la difesa pistoiese. Achele, ancora grande giocata e tiro in reversa per Nicola Achele, 10 secondi ancora per Pistoia, deve andare di là. Willis allontana tutti, va a superare la metà campo, 4 secondi adesso per andare al tiro. Willis si ferma, tira in maniera forse un po' forzata, nulla di fatto, si va negli spogliatoi con Brescia avanti di 11. Una partita ancora con punteggio non altissimo. Brescia però ha cominciato a prendere il controllo delle operazioni. Grande serata per Nicola Chele, qui rivediamo e merita la sua giocata. E allora ci fermiamo un attimo, primo mini intervallo qui al Palla Leonessa. Questi numeri dei primi 10 minuti, più 11 per Brescia, 23-12, con il tifo del Palla Leonessa che comincia a alzare il suo volume. Pistoia molto a rilento in questo inizio di match, a quota 0 ancora, come dicevo prima, Charlie Moore, 4 per Varnado, 6 per Willis, dall'altra parte 6 per un ottimo Nicola Chele qui inquadrato. 4 per Criston, 3 per Bilan e 8 per Della Valle, miglior marcatore del match. Si riparte con il primo pallone che viene giocato dalla Germania Brescia, secondi 10 in questa gara 1 di playoff tra la Germania e l'Estra Pistoia. Match che conclude la prima tornata di partite. Cobbins appoggiare al tabellone, esce bene dalla mini riposo Brescia con 2 punti dalla mano sinistra di Michael Cobbins per il più 13
massimo vantaggio della formazione padrona di casa. Willis prova a rispondere, aiuta e recupera Barnella, pallone per Varnado che lo attacca nel pitturato, sbagliato il tiro di Varnado, un po' timida Pistoia in questa prima parte di match, sta sentendo forse un po' troppo la pressione del playoff. Dall'altra parte fallo in attacco commesso da Cobbins, c'era stato il canestro di Massenburg che non viene convalidato, no, rivediamo, eccolo il blocco irregolare di Cobbins che poi è andato a tagliare, forse a spingere anche dopo su Del Chiaro, probabilmente sì, forse già, non so se il fallo sul blocco ma forse la spinta dopo su Del Chiaro. Comunque torna in panchina Willis dopo i primi 45 secondi giocati in questo secondo quarto. Nuovamente parquet per Moore, vediamo se il riposo avrà fatto bene al playmaker di Chicago qui in possesso di palla. Kwonu gli si è già incollato addosso, si ferma, tira in sospensione Moore e forse gli ha fatto bene il riposo perché si ripresenta così, si iscrive anche lui al match. Primi due per Charlie Moore per il meno 11. Kwonu dall'altra parte, la pressione di Della Rosa, in campo anche Saccaggi per Pistoia con Moore che va nell'angolo per Gabriel, si alza per il tiro da 3, doppio ferro, poi Del Chiaro tira giù il rimbalzo difensivo. Pistoia nuovamente di là con Saccaggi che schiaccia a terra per Della Rosa, 3 italiani in campo per Pistoia, una rotazione spesso vista da Brienza in questa stagione. Moore, Eurostep per Moore che ha frenato un po' alla Doncic, facciamo così. Comunque 2 punti ancora per Moore, il gioco viene fermato perché c'è il fallo di Kwonu. Questo è il canestro di Moore di prima e poi, come dicevo prima, il canestro di prima, vedete questo Eurostep a rallenti. Comunque bravo Moore, fallo su Kwonu, chiedo scusa, prima sull'azione prima Brescia ha rimessa sotto canestro effettuata su Barnell che prova ad attaccare Saccaggi, ma nel pitturato semigancio di Jason Barnell. 2 minuti nel corso di questo secondo quarto, nuovamente più 11 per Brescia, la pressione di Kwonu su Moore che poi frena, Kwonu però commette fallo prima che Moore accogliesse per andare al tiro. Kwonu è un ottimo difensore, prova a non far respirare il playmaker pistoiese. Qui il semigancio da parte di Jason Barnell che ha chiuso la stagione regolare a 8.5 di media. Saccaggi ancora per Moore che va di mano sinistra, poi si alza per il tiro in sospensione, altro fallo consecutivo di Kwonu, stavolta questo però produce 2 tiri liberi per Moore. Eccolo qua il fallo commesso da Kwonu e quindi viaggi lunetta anche per Moore per la prima volta nella sua serata qui a Palla Leonessa, giocatore che dalla lunetta ha tirato con l'81.8 in stagione, 10 nella gara d'andata, 18 nella gara di ritorno per il nativo di Chicago. Sbaglia però il primo tiro libero, il giocatore è arrivato a Pistoia via Belgrado, ecco la rappresentanza dei tifosi pistoiesi. Secondo tiro libero per il prodotto di Berkeley, questo lo segna per riportare a 10 il deficit pistoiese che ha segnato finora solo 17 punti però. Quinto di Moore, Kwonu va dall'altra parte, stavolta si invertono le parti, attenzione alle proteste di Moore, poi Della Rosa invita l'arbitro, anzi invita il compagno a non esagerare, poi anche all'arbitro di non prendere provvedimenti ulteriori dopo il fallo. Moore aveva protestato in maniera vistosa, rivediamo, questo è fallo comunque perché si gira di schiena e spinge Moore sulla penetrazione di Kwonu che si è guadagnato anche egli il viaggio in lunetta. Buono il primo per David Kwonu, primo punto per lui della serata. Dicevo, Kwonu è l'ex
giocato a Pistoia dopo la sua esperienza a Brindisi. Intanto cambia Magro, fuori Bornell, fuori lo stesso Kwonu con 7:36 sul cronometro prima di andare all'intervallo lungo. Nuovamente sul campo Amedeo Della Valle, anche Semai Crisson tira non tirano benissimo entrambe le formazioni dalla linea di tiro libero. Siamo poco più del 60% per Brescia, 66% per Pistoia. Moore schiacciata a terra, splendido per Del Chiaro, altrettanta splendida l'intervento della difesa bresciana, che poi però perde palla e allora Della Rosa ne approfitta, si ferma Saccaggi per Hawkins, quindi Moore che va di mano sinistra, aiuta bene Gabriel, che poi torna su Hawkins che si alza per il tiro da 3 sbagliato. Grande difesa di Gabriel, che poi va a prendere anche il rimbalzo. Splendida azione difensiva del nativo di Charlotte. Dall'altra parte Criston va fino in fondo, appoggia il tabellone, sbaglia anche lui. Della Rosa spinge il contropiede per Pistoia, schiacciata a terra per Hawkins che sbaglia il tiro in reverse. Si corre tanto, si sbaglia molto, si rimane però sul più 12 a favore di Brescia. Della Valle adesso, Criston mette a posto i compagni di squadra, il lob per Messenburg, ancora per Gabriel, finta il tiro, schiacciato a terra ancora per Messenburg, che poi va fino in fondo, sbaglia però prende il suo stesso rimbalzo e va a segnare in tap-in. Più 14, aumenta il vantaggio di Brescia, azione dopo azione. Pistoia sta sbagliando molto, Brescia anche sta sbagliando ma di meno. Moore, c'è Del Chiaro pronto a portare il blocco a Moore, che poi fa un po' di confusione. Cobbins però lo ferma fallosamente. Vediamo se viene individuata un'azione di tiro o forse un tentativo di passaggio. Questa è la stoppatona su Del Chiaro di prima. Si va a sedere Michael Cobbins nuovamente. Miro Bilan sul parquet dopo 4 minuti giocati in questo secondo quarto. Si va a sedere anche Angelo Del Chiaro. Azione di tiro per Moore, c'era solo da attendere la conferma arbitrale. 2 tiri liberi ancora per il playmaker pistoiese, che segna il primo. Veniva dall'1 su 2 precedente Charlie Moore. Secondo tiro libero per il numero 8 in maglia biancorossa, che stavolta però fa 2 su 2. Ancora cambi e Moore che torna in panchina. In campo al suo posto Carl Whittle, con Criston che va a chiamare lo schema sulla pressione difensiva di Saccaggi. Poi va di mano destra il consegnato per Della Valle, che si alza per il tiro da 3, sbagliato però si lotta al rimbalzo. Bilan svetta su tutti. Allora Gabriel ci prova da 3 ma sbaglia. Saccaggi supera la metà campo in palleggio, attende che arrivino i compagni che sono un po' lenti in questa transizione offensiva. Allora Willis prova ad attaccare Messenburg, che però tiene bene il pallone per Whittle, prova ad attaccare lui Della Valle adesso, fuori per Saccaggi per il primo tiro da 3 per Saccaggi. Non è fortunato però il giocatore pistoiese. Dall'altra parte alzata e inchiodata per Kenny Gabriel. Spettacolo a palla leonessa. Dall'altra parte Whittle sul più 14 ancora per Brescia, prova a rispondere, poi abbassa il braccio senza commettere fallo Criston. La palla rimane in mano a Pistoia, però questa ce la rigustiamo, l'alzata per la schiacciatona da Semai Criston a Kenny Gabriel, e Willis non può far altro che entrare nel poster. Dall'altra parte lo stesso Willis, che poi si ferma, titubanza, non riesce a tirare. Poi Hawkins vuole palla e riceve Whittle, c'è ancora Della Valle in marcatura, step back per Whittle, palla nemmeno che arriva o quasi al ferro. Non è un buon momento questo per Pistoia, prova a spingere Della Valle, capire che può ancora accelerare la squadra padrona di casa. Vuole palla Gabriel, riceve, vediamo se attacca Willis, gli lasciano spazio compagni, svitamento sul piede perno, il fallo di Willis. 2 tiri liberi per Kenny Gabriel, che appare molto on fire, poi si dispera forse per non aver trovato il canestro.
però ci saranno 2 tiri liberi per il nativo di Charlotte, che è andato qui ad appoggiare di mano sinistra dal 2021 nella società lombarda. Nuovamente Jordan Varnado sul parquet, prova a ruotare i suoi uomini, ma Brienza provare a scuotere un po' una squadra che pare ancora piuttosto timida. Solo 19 i punti segnati, non sono pochi. Vi ricordo che Pistoia è stato il 9° attacco del campionato in stagione regolare. Tanto sbaglia il primo Gabriel, producendo 81,1 di media. Secondo tiro libero per il prodotto di Auburn Tigers, giocatore che ha vinto 2 scudetti in Grecia con la Panathinaikos, e adesso va a prendersi l'applauso del pubblico perché Magro lo richiama in panchina sul più 15. Nuovamente Jason Barnell in campo, continua ad alzarsi il vantaggio della Germania, 11-7 il parziale in questo secondo quarto. Willis e Whittle va fino in fondo, tira in reverse sbagliando, però ha dovuto tirare così per evitare l'intervento di Bilan, non fortunato però Whittle. E allora dall'altra parte ci prova Criston adesso ad attaccare la difesa di Pistoia, ci riesce alla grande Semai Criston, adesso deve fermare tutto Nicola Brienza, non può essere altrimenti, perché sul 36-19 adesso c'è il primo allungo reale di Brescia. Il sorriso proprio del suo playmaker dimostra quanto ci sia mood positivo nella squadra di Alessandro Magro, e Nicola Brienza deve ovviamente fermare tutto per far rifiatare i suoi, farli provare a farli, non dico rientrare, ma magari entrare in partita. 36-19 più 17 adesso il parziale a favore della Germania. Le squadre torneranno in campo, mentre qui stiamo rivedendo proprio alcuni momenti del match. Le squadre, dicevo, torneranno in campo martedì prossimo, gara 2 sempre qui a Brescia, palla 2 alle 20:45, per poi trasferirsi in gara 3 a Pistoia il 17 di maggio, e poi si vedrà se ci saranno gara 4 e gara 5. Dopo il time out da Brienza vediamo come esce Pistoia. Della Valle rimane il miglior marcatore a quota 8, lo tallona Charlie Moore a quota 7, nessun giocatore ancora in doppia cifra, però solo 4 al referto per Pistoia. Questo la dice lunga sull'andamento del match da parte della formazione pistoiese, che adesso riprende posto sul parquet e avrà il pallone da giocare. Dopo il canestro subito, la rimessa da sotto canestro da Whittle con Saccaggi che va a superare la metà campo. Arriva Willis, si ferma, tira in sospensione, sbaglia anche questo, tira giù un altro rimbalzo Miro Bilan. Tra poco però cominceremo a contare i rimbalzi tirati giù da Bilan, sono 6 fino a questo momento. Criston all'uscita di Della Valle, schiacciata a terra per Bilan, consegnata per Barnell. Derek Ogbede non ci sta e stoppa Jason Barnell, ma Brescia era andata al tiro con molta facilità. Molto bravo Ogbede a stoppare Jason Barnell. La rimessa Della Valle ancora per Bilan, c'è Whittle su di lui, Bilan la sua consueta giocata, tira in allontanamento. Che canestro di Miro Bilan, che canestro di Milo Bilan per il più 19. L'espressione di Brienza è tutto un programma, non riescono a tenere i suoi in difesa sulle giocate di Bilan, di Criston e Della Valle. Adesso dall'altra parte Barnell recupera anche il pallone, c'è più energie, ci sono più energie nelle fila della Germania. Si ferma Criston, vuole palla Barnell, si alza per il tiro da 3 per ammazzare il match Jason Barnell, e adesso è 41-19 e adesso sì che si fa, comincia a farsi realmente dura per Pistoia. Eravamo stati, non dico facili profeti, ma avevamo previsto, come è stato nel corso della stagione, Brescia prova a partire subito forte, non è partita subitissimo forte al primo quarto, l'ha fatto nel secondo quarto Brescia. Adesso c'è il fallo di Della Valle, però è una caratteristica
della formazione di Alessandro Magro, che spesso nel corso della stagione regolare ha ammazzato i match proprio nella prima parte. Qui c'è il fallo di Della Valle commesso ai danni del londinese Widal, e questo è il tiro da 3 di Barnell, molto pesante per il più 22. Tiri liberi per Carl Widal, sbaglia il primo, non la specialità della casa per l'ex Biella. Fa 1 su 2, 21 da recuperare a 2 minuti e mezzo, poco più, per andare all'intervallo lungo. Qui alla palla leonessa Della Valle, vuole palla Achele, rimandato in campo da Magro, e allora Achele va fino in fondo. Questa giocata di Achele su Willis l'abbiamo vista più volte, stavolta Achele sbaglia però. Il rimbalzo è di Widal, che prova ad attaccare direttamente la difesa schierata, lo scarico per Varnado, l'extra passaggio per Willis che sbaglia, però svetta rimbalzo Barnella, che poi lotta, riesce a seguire Keston, che innesca immediatamente Della Valle. Tiro sbagliato, chiedo scusa, il tiro è sbagliato però. Moore, 2 minuti adesso esatti per chiudere il primo tempo. Moore prova ad attaccare Bilan, va nel pitturato, fuori per Willis ancora. 10 secondi per andare al tiro, nell'angolo il canestro da 3 punti per Varnado, stavolta ha girato bene palla Pistoia. 41-23 con i 3 punti di Jordan Varnado, e c'è time out da Alessandro Magro, che immediatamente, proprio appena avuto sentore di un piccolo guizzo pistoiese, ferma tutto, chiama i suoi uomini a raccolta. Questo è il canestro di Varnado, e quindi time out da Alessandro Magro, con il primo tempo che sta per avviarsi alla conclusione. Un match che ha visto sempre in vantaggio Brescia dal 4-0 iniziale, poi man mano il vantaggio dal più 10, più 12, più 19, adesso è sul 41-23, ha preso 25 rimbalzi Brescia, 10 in più di Pistoia, e questo è un altro dato molto importante. Nelle fila della Germani ci sono i 6 rimbalzi di Bilan, come dicevo prima, i 4 di Gabriel. Dall'altra parte prova a farsi vedere Ogbeide, che ferma quota 3 però rimbalzi, 2 dei quali difensivi. Fa rumore il pubblico di Brescia, palla leonessa, respingere i suoi. Vediamo dopo il time out chiamato da Alessandro Magro come si ripresentano sul parquet le due formazioni. La rimessa da sotto canestro è per CJ Massenburg, prova la pressione a tutto campo adesso Pistoia, con Widal in pressione su Criston. 1:40 per andare all'intervallo lungo. Criston prova ad attaccare proprio il londinese, schiacciato a terra per Bilan. Ogbeide prova a tenerlo lontano anche di fisico. Bilan nell'angolo per Massenburg, per Bilan. Gioca bene Brescia, c'è il fallo fischiato a Varnado. Miro Bilan per 2 tiri liberi, 1 su 2 nel precedente viaggio lunetta per il croato in inizio di match. Buono il canestro per Bilan, espressione preoccupata per Nicola Brienza. Secondo tiro libero per il giocatore che ha vinto 4 scudetti col Sedevita. Fa 2 su 2 per il più 20 nuovamente per la Germani, con 1 minuto e mezzo, poco meno. 7° punto per Bilan. Moore si ferma, tira in sospensione Charlie Moore. Altri 2 punti per il playmaker di Pistoia, che ancora però non sta producendo quello che è capace di fare, quello che ha fatto vedere nel corso della stagione regolare in termini di punti. Bilan dall'altra parte, stavolta viene stoppato da Ogbeide. Widal spinge la transizione offensiva per Pistoia, è rientrata bene Brescia, allora Moore chiama al blocco Ogbeide,
poi slalomeggia, va fino in fondo di mano sinistra, tiro non facile, Achele prende il rimbalzo e spinge lui, Massenburg ha spazio, si alza per il tiro da 3. I giocatori di Brescia, se hanno un metro, si alzano e tirano in sospensione e spesso segnano. Più 21 nuovamente, siamo già a poco più di 30 secondi per chiudere questo primo tempo. Un solo canestro da 3 punti trovato in 6 tentativi in questo quarto per Pistoia. Willis ancora 5 secondi per andare al tiro. Weddle prova ad avvicinarsi, si alza lui per il tiro da 3, sfortunato però Ogbeide, prende rimbalzo, in semicancio sbaglia però. 13 secondi a disposizione di Brescia per cercare l'ultimo tiro di questo primo tempo. Barnella prova ad attaccare Weddle, va fino in fondo Barnella in sottomano per il più 23. Moore, canestro non valido, canestro non valido, almeno questa è la prima segnalazione della terna arbitrale. E allora andiamo a vedere, si può fare, si va a vedere, no, il canestro è valido, no, almeno da questo replay mi sembra valido, vediamo, sì, il canestro è valido, quindi sono 3 per Moore. Penso che subito andranno a vedere e a capire che il canestro è valido. Guardate la stop lamp sul tabellone, vedete che si accende decisamente dopo che Moore ha lasciato il pallone. Canestro valido. Bene, così si finisce con il canestro da 3 punti per Charlie Moore. Finisce così il primo tempo, lo rivediamo ancora una volta. Ecco qua, pallone che lascia le mani di Moore e cornice rossa del tabellone che si accende. Finisce quindi il primo tempo qui alla Palla Leonessa, 48-28. Andiamo subito sotto canestro ad ascoltare uno dei protagonisti di questo primo tempo in maglia Germani, che ha chiuso con 20 di vantaggio prima di fermarci per l'intervallo. Amedeo Della Valle. Amedeo, un ottimo primo tempo per te, la Germani Brescia. Cosa dovete fare per portare a casa questa partita? Semplicemente continuare così in difesa, perché 48 punti in attacco va bene e 28 anche in difesa, quindi se torneremo così nel secondo tempo riusciremo a vincere la partita. Grazie a me. Niente da aggiungere, in effetti ci fermiamo qui, ci rivediamo per il secondo tempo, amici di DAZN. 48-28 comanda la Germani Brescia. A dopo. Eravamo da me, avevamo messi i goli, era bello finché è passato il Napoli. Fammi tornare alla notte che già conosciuta, così non ti offro da bere, non già conosciuta. Ora è te, va bene amore mio, non sei di nessun altro e di nessuna io, lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci basta
Allora un applauso per il corpo di ballo di ginnastica artistica Collegato, bravissime ragazze. Grazie a questo spettacolo Lifetime Show offerto da Aria ISO, il nostro match sponsor di oggi.
è dedicato a tutti i ragazzi nati dal 2005 al 2013 al Polivalente Colle Beato. Per le iscrizioni e per tutte le informazioni visitate il sito di Pallacanestro Brescia. Questi numeri della sfida fino a questo momento, amici di DAZN, dopo i primi 20 minuti decisamente prodotto poco. Pistoia 28 per 28 punti con il 17-6 da 3 punti, il 35 da 2 punti, 17 rimbalzi tirati giù, nessun punto arrivato dalla panchina contro i 18 della formazione di Alessandro Magro, che tira col 36-3 da 3 col 68 da 2. Questi alcuni dei numeri della sfida, con Bornella quota 9, miglior marcatore della sua squadra. Il miglior marcatore del match è Charlie Moore a quota 12, col canestro da 3 segnato proprio sulla sirena della conclusione del primo tempo. Poi 7 per Varnado e 6 per Willis. Tornando a Brescia, 8 i punti di Amedeo Della Valle, 7 quelli di Bilan, 6 quelli di Criston, 6 quelli di Achele, 5 di Messinburg, decisamente più distribuito il bottino dei punti tra i giocatori della squadra di Alessandro Magro, che adesso si prepara a tornare sul parquet con 20 punti da gestire di vantaggio, 48-28. Lo sguardo di coach Dan Peterson, oggi spettatore qui a Palla Leonessa di questa gara 1 dei playoff scudetto della Lega A Unipolsai. Questi parziali dei due quarti, 23-12 il primo, 25-16 il secondo. Pistoia adesso deve provare da subito a almeno cercare di rientrare nel match. Recuperare 20 punti a Brescia non è facile, però Pistoia deve provarci da subito perché fa scappare Brescia, poi renderà quasi improbabile un eventuale rientro nella partita. Gara 1, vi ricordo gara 2 martedì alle 20:45, sempre qui. Gara 3 a Pistoia con palla 2 alle 20 il 17 di maggio. Ultimi consigli, ultime indicazioni da coach Brienza, che ha parlato molto nel corso dell'intervallo con Charlie Edward Moore. Vediamo cosa avrà prodotto questo quarto d'ora negli spogliatoi sulle gambe di entrambe le squadre. Certo che dal punto di vista mentale ripartire con 20 di vantaggio è un buon ripartire. Sarà anche banale, però è così. Però il basket, come sapete, non dà risposte immediate molto presto. Aspettiamo un po', ci sono 20 minuti da giocare, si riparte con il primo pallone che viene giocato da Moore. Prova ad attaccare subito Della Valle, Ogbeide per il primo tiro del secondo tempo dalle mani di Derek Ogbeide. In campo con Willis, Varnado, Hawkins e Moore, questo a completare il quintetto di Pistoia. Della Valle prova a rispondere con la tripla sbagliata, però il rimbalzo è conquistato da Varnado, allora Pistoia può spingere nuovamente. Willis si ferma perché entra bene Achele, in campo con Bilan, Gabriel, Della Valle e Criston. Questo è il quintetto di Brescia, proprio Sumai Criston che va a commettere il fallo. È il primo, marcatura un po' oltre le righe per Criston su Jordan Varnado, una spinta vista immediatamente dal direttore di gara, la rimessa da sotto canestro, l'anticipo di Della Valle. Si rimane lì con 12 secondi a disposizione di Pistoia. Willis, c'è Achele su di lui, arriva il blocco di Hawkins, Della Valle pronto ad aiutare, non c'è cambio difensivo, Willis si alza per il tiro da 3, si parte con 5-0 per Pistoia e il meno 15 dopo il primo minuto. Se le indicazioni sono queste, buon rientro dopo il riposo dell'Estra. Dall'altra parte Criston tira corto, però Hawkins stava per perdere palla dopo il suo stesso rimbalzo, quindi Moore si ferma. Tentativo di partenza in palleggio per Varnado, Gabriel prova a tenere lontano, arriva il raddoppio di Della Valle, tiro corto per Varnado,
Allora Della Valle spinge dalla parte opposta, supera la metà campo, incrocia in palleggio, fuori per Bilan che si alza per il tiro da 3. Miro Bilan non tira molto da 3 Bilan, però quando ha tirato col 50% in stagione regolare. Miro Bilan per aprire le marcature anche per Brescia, 10° per Bilan. Moore dall'altra parte, stoppato da Bilan che poi recupera, innesca il contropiede di Brescia nell'angolo, il tiro di Achele sbagliato però, anzi di Gabriel, alla fine Bilan conquista il rimbalzo, si prende il fallo. Leggera stoppata di Bilan che poi innesca gli stessi contropiede, prima aveva sentenziato così Miro Bilan col tiro da 3 punti per l'ex proprio sassarese. Amedeo Della Valle in lunetta per 2 tiri liberi, 2 su 2 per lui finora dalla lunetta, sbaglia questo tiro libero. La regia indugia su Brienza che sarà anche un bel ragazzo, però noi ci siamo persi un tecnico probabilmente perché Della Valle ha tirato il suo tiro libero, non so a chi sinceramente sia stato assegnato. Bilan adesso va in lunetta per i suoi tiri liberi, aveva sbagliato Della Valle, ha sbagliato anche Bilan, forse il tecnico alla panchina viste le proteste comunque che continuano per Brienza o comunque l'espressione dubbiosa del coach dell'Estra. Secondo tiro libero per Bilan. Questo non lo sbaglia, riporta 19 le lunghezze di vantaggio per Brescia. Willis, c'è Achele su di lui, Willis porta avanti il pallone, 11° per Bilan che ha sbagliato 2 tiri su 6 tentativi dalla lunetta. Willis per Ogbeide che trova tutto chiuso, non può fare niente se non regalare palla a Brescia, dall'altra parte si ferma Della Valle. Solo applausi. Questo è un contropiede con il rimorchio di Bilan da mostrare decisamente nelle giovanili di qualsiasi squadra. Contropiede perfettamente condotto per il più 21 nuovamente. Rimorchio centrale di Bilan con la guardia che si sposta e serve poi il compagno di squadra che ha il corridoio centrale a disposizione. Il lob per Ogbeide che è anche sfortunato, prova in qualche modo ad appoggiare, poi il tap out di Gabriel fa terminare il pallone fuori. La rimessa sarà per Pistoia che è stata subito ricacciata all'indietro, è arrivata al meno 15 anche l'Estra, poi eccolo qua, il contropiede di prima, veramente da manuale. Vi dicevo, Brescia subito ricacciato indietro, le velleità di Pistoia di recuperare lo svantaggio. Nuovamente Gianluca Della Rosa sul parquet, giocatore dalla tantissima energia, quella che fino a questo momento non ha avuto Moore, che già non aveva disputato una buona partita nell'ultima gara interna persa da Pistoia contro Varese. Varnado alla rimessa, si allarga e riceve Ogbeide. La pressione di Della Valle su Willis, la ricezione non è facilissima. 8 assist serviti dalla Germania finora contro i 4 di Pistoia. Nell'angolo Della Rosa per il tiro da 3 a bersaglio, Gianluca Della Rosa. Con i primi punti anche per il nativo proprio di Pistoia, cresciuto nelle giovani di Pistoia. Gabriel parte in 1 contro 1, va fino in fondo, stoppatona di Hawkins. Della Rosa per il 3 contro 3 dall'altra parte, questo è un altro contropiede sviluppato bene Ogbeide, però non lo tramuta in punti, non ci riesce nemmeno Varnado che però andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Sta sbagliando molto Derek Ogbeide, decisamente, solo 4 punti per lui e a 2 su 6, 2 su 7 anche da 2 Ogbeide nella sua serata. Questo è il fallo commesso ai danni di Jordan Varnado che stizzito per non poter avere la giocata da 3 punti. 2 tiri liberi peraltro, sbagliando anche il primo per Varnado, sono i primi tiri liberi della sua serata. Secondo per il nativo di Brownsville, Tennessee, sbaglia anche questo. Poi rubata di palla di Hawkins che prende il fallo da Gabriel.
spunto notevole questo da parte di Ryan Hawkins, che va a rubare palla e poi si va a prendere anche 2 tiri liberi, costringendo al fallo Gabriel. Disattenzione dalla difesa bresciana sul tiro libero, cose che non piacciono agli allenatori. Tiri liberi per il giocatore arrivato a Pistoia dai Raptors, 905, 2 su 2 per lui. Pistoia coda 38, ancora un bottino molto basso per la formazione di Brienza. Criston, c'è Willis su di lui, arriva il blocco di Bilan che poi si allontana, vuole spazio Criston per attaccare Willis che difende forte però. Allora Gabriel va al tiro da 3, sbagliato, rimbalzo controllato da Varnado, forse ha toccato la struttura. Gabriel era rimasto solo perché Hawkins era andato ad aiutare su Criston, non è riuscito però a punire la difesa di Pistoia. Adesso Willis porta avanti il pallone. Della Valle su Willis, ok, Achele va su Hawkins, pronto al raddoppio però. Poi Hawkins ha spazio, si alza per il tiro da 3 e allora Magro ferma nuovamente il match, fa segno di stare molto bene con la testa, concentrati. Nicola Brienza e i suoi ragazzi invita alla calma, ovviamente deve giocare ogni pallone con tanta lucidità. Pistoia qui l'ha fatto molto bene, il raddoppio di Achele lascia libero Hawkins che ha spazio e va a tirare. Alessandro Magro chiama i suoi a raccolta, certo il vantaggio è ancora notevole, però attenzione perché adesso sono 13 le lunghezze, erano state, ve lo ricordo, 22 a favore della Germani, con Pistoia che adesso sta cominciando anche ad aggiustare un po' le percentuali, anche se non sono ancora altissime, però è salita al 30 da 3 punti. L'estra, anche se da 2 sta tirando molto male, 8 su 25, oltre il 60% entrambe le formazioni dalla lunetta, riprendono un po' fiato anche i tifosi pistoiesi. Terza contro sesta questo playoff, gara 1 qui alla Palla Leonessa, dopo le prime 3 gare 1 già giocate, con la sorpresa nel pomeriggio la vittoria di Trento in casa dell'Olimpia Milano. Vi ricordo che tutte le gare sono disponibili on demand sulla vostra casa del basket, ovvero DAZN. Bilan, vediamo dopo il time out, pressione al limite di Ogbeide, colto in fallo, spinge Bilan, cerca di tenere molto lontano Ogbeide Miro Bilan, però quel gomito sinistro si appoggia un po' troppo sulle spalle di Bilan. Della Valle si ferma nell'angolo per Achele, tiro da 3, sbagliato anche questo Brescia un po' frenato, e allora il rimbalzo di Varnado e Willis che gioca play con Della Rosa che si va a mettere in angolo. Willis vuole attaccare Della Valle, pronto l'aiuto di Achele, ma Della Valle gli ruba il pallone, si alza per la tripla ed è la tripla numero 200 con la maglia di Brescia per Amedeo Della Valle, secondo nella storia di Brescia, il primo è Palumbo a quota 209, questa è la tripla numero 200 per Della Valle, la terza della sua serata. Dall'altra parte la pressione, si alza per il tiro da 3, Varnado risponde, adesso prova a salire di tono il match anche grazie a un'ottima Pistoia, nuovamente meno 13, 5 minuti per chiudere il terzo quarto. Criston dall'altra parte, Barnell consegnato per Della Valle, ancora Criston, vuole palla Barnell, riceve, attenzione ad Achele nel pitturato, fa buona guardia Hawkins, allora Barnell va fino in fondo, stoppatona di Ogbeide, poi c'è il fallo di Varnado. Stoppatona di Dera Ogbeide, poi il fallo di Varnado, rivediamo Barnella, prova ad appoggiare, mamma mia, poi dall'altra parte sulla palla che era finita quasi a metà campo, il fallo di Varnado. Comunque una buona Pistoia in questo secondo tempo, decisamente meglio rispetto al primo. Nuovamente Carl Whittle sul parquet,
Si va a sedere anche Nicola Chele. Ed è entrato CJ Messenburg per Brescia. Milan, semigancio di destro con un po' di fortuna, palla che danza sul ferro e poi entra per Milan. 15 a referto con 4 su 6 da 2, 4 su 6 dalla lunetta. Ancora sembra zona la difesa di Brescia. Willis, 4 secondi per andare al tiro. Della Rosa deve andarci da casa sua. Della Rosa 2 su 2 da oltre l'arco per Gianluca Della Rosa, il suo 6° punto, meno 12, 4 minuti al termine del terzo quarto. Pistoia sta cercando disperatamente di rientrare nel match. Il taglio di Milan, Della Valle si alza per il tiro da 2 e Milan facile perché lì Willis non può far niente dall'alto dei suoi 213 centimetri. Un tap in per i punti numero 60 e 61 di Brescia. Ma Pistoia c'è. Della Rosa per Willis, va nell'angolo Hawkins, arriva il blocco di Widal, ancora Della Rosa. Vedete che sono arrivati 11 punti dalla panchina di Pistoia, l'intervallo erano 0. Hawkins forse va a cercarsi il fallo, Varnado prende il rimbalzo, sbaglia però, Milan ne prende un altro di rimbalzo per Brescia. Dall'altra parte Barnella prova la schiacciata, fermato ancora una volta, stavolta da Varnado, non riesce a inchiodare. Poi c'è un tecnico a Barnella, credo. Sì, fallo a Barnella. Ho visto il numero 4 nella segnalazione. Sì, è Barnella, forse voleva il fallo. Qui sbaglia comunque la schiacciata Barnella, poi deve aver protestato con l'arbitro e che gli ha dato immediatamente tecnico. Quindi tiro libero per Hawkins, che non sbaglia, palla a Pistoia. E Barnella molto sportivamente va ad autoaccusarsi e a scusarsi anche con il direttore di gara che gli ha fischiato tecnico, e scusarsi per la protesta. Molto sportivo Barnella, gesto da sottolineare. Barnella non è un tipetto facilissimo in questo caso, deve aver capito, deve aver esagerato con le proteste. 13 di differenza tra le due squadre, palla in mano a Pistoia con 3 minuti per chiudere questo terzo quarto. Una partita che ha ripreso quota grazie anche al rientro lento nel match di Pistoia, che era stato sotto anche di 22. Hawkins alla finta, Barnella viene superato, poi commette infrazione di passi di Hawkins, infrazione di passi di Ryan Hawkins. Tutti avevano pensato a un fallo di Barnella, qui inquadrati, invece Hawkins ha commesso passi, e quindi palla persa per Pistoia con Criston. Va a chiamare lo schema, lo guarda negli occhi Widal, si incrocia con Della Valle, c'è in campo anche Cobbins per Brescia. Della Valle parte di mano sinistra, appoggia il tabellone, sbaglia, si lotta al rimbalzo, Widal la tocca per Della Rosa, poi fallo antisportivo di Messenburg, fallo antisportivo di CJ Messenburg, e quindi tiro e possesso per Pistoia. Rivediamo. Sì, non sembra molto intenzionato a cercare la palla Messenburg, ma andare direttamente sul corpo di Della Rosa. Signora Bragaglio con Ferrari un po' preoccupati adesso in tribuna. Sbaglia il primo Della Rosa, secondo tiro libero per il playmaker pistoiese. Questo a bersaglio, palla per Pistoia, meno 12. 2:36 per andare all'ultimo mini riposo. 7 per Della Rosa, ottimo impatto nel match ancora una volta per il giocatore cresciuto nelle giovanili di Pistoia. Il lob per Varnado, c'è Barnell su di lui, Varnado lo attacca, va fino in fondo, Varnado appoggia il tabellone e segna. Pistoia è nel match, 10 adesso, dimezzato lo svantaggio,
2 minuti e 18, Kwonu sul parquet, 23-13 il parziale in questo quarto a favore di Pistoia. Il taglio di Cobbins, Messimur che si ferma, tira in allontanamento, un po' forzato, a rimbalzo ci va Willis da solo, spinge lo stesso Willis. Ultimi due di questo terzo quarto, si apre Hawkins, Willis continua col suo ball handling, poi Hawkins si ferma, prova il passo e tiro, sbaglia, recupera il pallone per Hawkins, attenzione, 6-1-5-3, partita riaperta, time out da Alessandro Magro. Vi avevo detto nel pre-partita che sì, Pistoia ha un roster sicuramente inferiore nel complesso a quello di Brescia, ma Pistoia è formazione che quest'anno ha fatto vedere tante belle cose, infatti sorprendeva forse in più negativamente un primo tempo decisamente sottotono, grazie anche alle spinte di Brescia. Poi Brescia ha tirato sul piede dell'acceleratore, forse un po' cullatasi sul più 22, non è un errore che Brescia commette facilmente, però tant'è, questi sono i fatti e alla fine 17 per Bilan, 11 per Della Valle, sponda Brescia. Dall'altra parte 12 per Moore, che comunque non ha giocato un'ottima partita nonostante i 12 punti, 12 però per Varnado che sta salendo sempre più di tono. Questi i migliori marcatori della sfida, pronti a questi ultimi secondi di terzo quarto e poi vedremo che cosa accadrà con Pistoia che adesso è sulla singola cifra di svantaggio, 6-1-5-3. (12 per Varnado, 3 su 9 da 2, 2 su 4 da 3, questa la striscia di punti del nativo di Brownsville, giocatore da 14 punti e 4 rimbalzi di media nella stagione regolare, ne aveva messi 20 nella gara di ritorno giocata da Pistoia contro Brescia, Pistoia che aveva perso entrambe le partite comunque in stagione regolare contro i Lombardi. Questo è il progressivo dei tre quarti fino a questo momento e allora 1:52 sul cronometro in questo terzo quarto, partita possiamo anche dire riaperta grazie a un ottimo secondo tempo, meglio terzo quarto finora di Pistoia, con Pistoia che vedete non ha avuto mai vantaggio nel match. Bornella sbaglia il tiro e Pistoia può andare ancora per ridurre. Willis supera la metà campo, sta funzionando molto di più questa versione di Pistoia, un Willis playmaker della Rosa Guardia che non con Moore in posizione di play. Eccolo della Rosa, c'è Messimur su di lui, cambio difensivo, Cobbins commette fallo, giocatore più lento rispetto al playmaker di Pistoia. 2 tiri liberi perché Germania ha esaurito il bonus e il terzo per Cobbins, 2 tiri liberi per Della Rosa che ha un 1 su 2 sulla precedente apparizione sulla linea di tiro libero nella sua serata. Buono il primo, si soffre. Magro fa segno di tornare a macinare il gioco. Secondo tiro libero per Gianluca Della Rosa, a quota 9, splendida partita per il pistoiese, 6 di differenza, sono 2 possessi dal più 23 al più 6 per Brescia. Messimburg prova a tenerlo Willis, ci riesce, tira corto, pallone recuperato però da Barnella. Gabriella preferisce impostare su Kwonu, si allontana Cobbins, vuole metà campo per lui Kwonu per attaccare Della Rosa che però tiene bene giù di gambe, svita sul piede perno Kwonu, sbaglia però, difende forte Della Rosa, ancora un rimbalzo, Brescia non segna più e Della Rosa va a superare la metà campo, si ferma Boomerang con Hawkins che poi va a tagliare, Della Rosa non si fida, allora ribalta dall'altra parte dove c'è Varnado che si alza per il tiro da 3, un cross però, Cobbins raccoglie per Kwonu, 30 secondi ancora, poi Della Rosa ferma tutto. Aveva ancora un fallo da spendere Pistoia, si autoaccusa immediatamente, ovviamente questi sono falli sempre un po' rischiosi al limite dell'antisportività, qui in effetti anche qui non è che ci sia stata tanta voglia di cercare solo la palla, comunque gli arbitri hanno fischiato solo fallo regolare. 20 secondi a disposizione di Brescia per andare al tiro, 31 sul cronometro del quarto.
La rimessa di Messenburg per Gabriel, arriva e raccoglie Kwonu, ancora per Messenburg. Kwonu va di mano sinistra, il taglio di Cobbins, ancora Della Rosa difende forte. Kwonu per Gabriel, palla rubata da Hawkins, spinge ancora Willis, si fa per dire che poi si ferma immediatamente. Si va con un solo cronometro, 8 secondi a disposizione di Pistoia, forse li spenderà tutti Willis per andare poi al tiro, vediamo, sì, così infatti si alza Willis da lontanissimo, tabellata, prova il tapin Hawkins, 6-1, 5-5, se pensavate che fosse tutto finito, non è così, -6 per Pistoia, decisamente rientrata nel match, ultimo mini intervallo qui al Pala Leonessa. Questi numeri dei primi 30 minuti, 6-1-5-5. Vi ricordo che il primo tempo si era chiuso 48-28 a favore di Brescia, ovvero più 20. Brescia è venuto anche più 23 e adesso Pistoia è a -6. Tira ancora male però Pistoia da 2, salita si fa per dire al 35,7, tira col 32 invece da 3. Scesa la percentuale da 2 per Brescia, sotto il 50%. Ed è salita la produttività della panchina di Pistoia, cosa che non era successa nel primo tempo, grazie anche e soprattutto a Gianluca Della Rosa, quota 9 in 14 minuti di utilizzo, con 2 su 2 da 3, 3 su 4 dalla lunetta e 4 rimbalzi difensivi tirati giù, non male per il pistoiese classe 96. Si va con la rimessa per Brescia, vediamo a chi avranno giovato questi 2 minuti di riposo. Kwonu in campo, Messenburg per il primo tiro del quarto, tocca solamente Varnado. La palla rimane in possesso di Brescia che ha 14 secondi per andare al tiro. Varnado sul parquet con Willis, Della Rosa, Widal e Ogbeide. La rimessa per Barnelli in campo con Cobbins, Gabriel, Messenburg e Kwonu per i primi 5 di Brescia. Ancora palla fuori, ancora un tiro sbagliato. Widal è convinto che ultimo a toccare sia stato un giocatore di Brescia, invita Brienza all'Instant Replay, al challenge, e Brienza lo ascolta. Vediamo se gli avrà fatto sprecare o meno il challenge. Coach challenge richiesto da Brienza, vi ricordo che i coach hanno un challenge a disposizione, ma se il challenge avrà avuto successo ne avranno a disposizione un altro. Vediamo. Queste sono tutte le immagini a disposizione dei direttori di gara, li vediamo, loro vedono quello che state vedendo voi, amici a casa, quello che arriva dall'Instant Replay Room di Cologno Monzese. E qui non è proprio facile da queste immagini. Widal e Ogbeide sono sul pallone e c'è anche Gabriel che forse sembra schiaffeggiare il pallone, però non vi ricordo che bisogna essere certi. C'è un'immagine che con certezza può far cambiare idea agli arbitri che hanno dato la rimessa a Brescia, ve lo ricordo. Vediamo se c'è un'altra immagine che chiarisce.
È chiaro che siamo nell'ultimo quarto, cioè un challenge può essere molto molto utile. Vediamo se gli arbitri sono riusciti ad arrivare a una decisione. Rimessa confermata, challenge perso. È stato il 34, fa segno il direttore di gara a toccare per ultimo, e vedete che qui a velocità normale in effetti sembra Gabriel, però alla fine ha toccato Ogbeide per ultimo, o perlomeno nessuna immagine è riuscita a far cambiare idea ai direttori di gara. Chiedo scusa. La rimessa di Kwonu. Bilan prova ad attaccare Ogbeide, si gira il croato, prova a servire Kwonu, non facile il pallone, allora si alza Messinburg per il tiro da 3, sbagliato. Brescia veramente adesso ha molta difficoltà a trovare il canestro, e allora Pistoia riparte da come aveva finito il terzo quarto, in attacco con Willis, vuole palla Varnado, in anticipo Gabriel non lo fa ricevere, eccolo il lob, l'alto basso con Ogbeide, poi Varnado riesce a girarsi, il fallo di Gabriel. Accenna una protesta Magro, l'arbitro lo invita a non esagerare. 2 tiri liberi per Varnado, eccolo il pallone da Ogbeide, però vedete che Gabriel avanza, certo le braccia sono alte, però avanza con tutti e 2 i piedi spingendo l'attaccante. Tiri liberi per Varnado che ha 0 su 2 dalla lunetta finora, è andato a sedersi Kwonu. Tornato Criston, sbaglia ancora Varnado. A questo punto ovviamente ogni tiro libero assume un valore importantissimo da qui alla fine del match. Peraltro giocatore da 64,7 in stagione regolare dalla lunetta, Jordan Varnado. Fa 0 su 2 ancora, però si lotta al rimbalzo a momenti. Ogbeide non riesce nel tap out vincente, Brescia a recuperare, torna di là. Punteggio ancora bloccato su 6-1-5-5 come era finito il terzo quarto. Bilan nell'angolo, il tiro di Messinburg, sbaglia ancora Brescia. Willis supera la metà campo, ancora panchina, tanti minuti in panchina per Charlie Moore, tanti in campo per Della Rosa, meritati comunque. Ancora Willis, prova ad attaccare Messinburg, pronto il blocco di Varnado che poi va a prendere posizione nel pitturato. Willis attacca Gabriel adesso, tiro forzato per Willis che sbaglia, rimbalzo di CJ Messinburg. Prova a spingere lui, prova ad andare fino in fondo, inchioda ancora la stoppata Ogbeide, fallosamente però. Il fallo di Derek Ogbeide, vediamo, sì, attenzione perché per Ogbeide dovrebbe essere il quarto fallo. Magro rimanda in campo della Valle, fuori Kenny Gabriel, vediamo se Brienza tira fuori Ogbeide. Intanto 2 tiri liberi per il nativo di Dallas, buono il primo per CJ Messinburg, pronto anche Moore a tornare sul parquet. Per Moore 12 punti nella sua partita in 16 minuti con 1 su 5 da 3. Secondo tiro libero per Messinburg che fa 2 su 2 e sblocca il risultato che era piantato su 6-1-5-5 con il quale si era chiuso il terzo quarto. Fuori Moore, fuori Ogbeide, chiedo scusa, dentro Moore. Ogbeide gravato di 4 falli, ve lo ricordo. E allora Whittle porta avanti il pallone, vediamo se adesso Moore torna a fare il playmaker o se sarà Willis ancora a portare avanti palla. Per adesso è Willis con Moore che se n'è andato nell'angolo. Sale il blocco di Varnado, incrocia il palleggio Willis, lo scarico proprio per Moore, per Whittle, la finta, Varnado, la finta, si alza per il tiro da 3, sbaglia Varnado, prova ad andare al rimbalzo Whittle, ma alla meglio però Criston, dall'altra parte Barnella, prova ad attaccare Willis, va fino in fondo Barnella, sbaglia, tape out che però favorisce Moore, il tape out di Messinburg, dall'altra parte Hawkins, parte in palleggio per Varnado, c'è proprio Messinburg su di lui, Varnado va nel pitturato, svita sul piede perno, prende il fallo, andrà in lunetta per 2 tiri liberi ancora per Jordan Varnado che non ha prodotto granché però dalla lunetta finora, 0 su 4 per lui. Il secondo fallo
per Massenburg. Nuovamente 2 tiri liberi per Varnado, l'espressione di Alessandro Magro. 7,5 ancora da giocare. Prova a trovare la concentrazione il numero 23 in maglia biancorossa. Stavolta il tiro va a Bersaglio, il primo tiro libero della serata. Bersaglio in 5 tentativi per Varnado. Secondo tiro libero per il nativo di Brownsville, 2 su 2 stavolta, ritrova la precisione dalla lunetta a Varnado, nuovamente ancora per il -6 dopo 2 minuti e mezzo. Questa è la progressione numerica realizzativa di Jordan Varnado con 2 su 6 dalla lunetta. Massenburg vuole parla Bilan, c'è proprio Varnado su di lui, poi Bilan sbaglia tutto, vediamo se Della Valle no, perché finisce nella metà campo di difesa. Comunque Della Valle ha impedito che Widal raccogliesse il pallone e andasse a segnare solo in contropiede. Comunque non ha evitato che la palla torni nelle mani dei pistoiesi. Nicola Chele nuovamente sul parquet, Foley Barnell. Moore, 7 palle perse per entrambe le formazioni. Pallone per Willis, c'è Massenburg su di lui, arriva Hawkins, si ferma, si arresta e tira da 3. Peyton, Terrell, Willis, 12 per lui, col terzo tiro da oltre l'arco a bersaglio. Pistoia a -3. Della Valle, partita adesso completamente riaperta, ma forse era già stata riaperta prima. Massenburg prova a fare a spallate con Moore, tira in allontanamento, tiro forzato, Bilan prova il tap-in sbagliato, attenzione, Pistoia può andare addirittura per impattare, dico addirittura per carità, perché era sotto di 23 Pistoia. Moore nell'angolo per Varnado, Willis ha appena segnato da lì, stavolta sbaglia però, c'è l'extra possesso però, perché c'è il rimbalzo d'attacco di Widal che serve Moore, parità a 6 minuti e 7 secondi. Incredibile Pistoia, 6-3, 6-3. Poi c'è il fallo di Widal commesso su Della Valle. Come vedete Pistoia ancora non è mai stata col muso davanti. Questo è il canestro di Willis che poi risbaglierà, ma sul proseguo dell'azione Widal prende il rimbalzo, serve Moore che ringrazia e porta a casa il suo 15° punto e soprattutto i punti 6-1, 6-2, 6-3 per Pistoia. Adesso c'è stato il fallo di Widal su Della Valle, entrambe le squadre ancora sono ben lontane da esaurire il bonus. 2 su 6 da 3 punti per Charlie Moore. La rimessa per Brescia dalle mani di Mike Criston. Bilan molto lontano da canestro, riceve Della Valle. 8-2 in vantaggio Pistoia in questo quarto, poi Bilan difende forte però Varnado. Spostare Varnado non è facile, nemmeno per uno come Bilan. Adesso forse ha corto anche di fiato e Pistoia può andare per il vantaggio. Moore chiama il blocco di Hawkins. Va Moore fino in fondo, Eurostep per lui, nell'angolo Willis è solo, si alza per il tiro da 3, un rigore sbagliato da Willis. Della Valle, adesso ogni pallone diventa sempre più pesante. Della Valle finta l'arresto e tiro che arriva adesso, tira corto però si lotta ancora il rimbalzo. Brescia davvero fa tanta fatica ad andare a canestro, solo 2 punti in questo quarto, solo 2 punti per Brescia, aveva chiuso a 61 il terzo quarto. Fallo di Della Valle su Moore. Mi sembrano anche un po' a corto di fiato i giocatori bresciani. La rimessa da Moore per Widal. Questi i numeri dei rimbalzi difensivi in questo quarto. Willis prova ad andare fino in fondo, appoggia il tabellone e sbaglia. Della Valle poi scivolano insieme Varnado e Criston. Palla però che era andata sulla spalla di Varnado dopo la palla persa, o quasi, almeno mi sembra così. Vediamo cosa è successo allora. No, sulla spalla di Criston. Sì,
La regia prontamente con questo replay mi chiarisce le idee, e quindi la palla di Pistoia. I giocatori sono un po' stanchi, senza dubbio, e non solo fisicamente, quando si arriva nei playoff ci si stanca anche molto mentalmente. 14 secondi a disposizione di Pistoia, siamo entrati nei secondi 5 di questo quarto. Vedremo se saranno sufficienti per decretare una squadra vincitrice in questa gara 1. Moore prende il blocco da Widal, aiuta Bilan che lascia solo Widal, però prova ad attaccarlo adesso, va ad appoggiare in sottomano, sbaglia da sotto Widal, un canestro quasi già fatto, e Bilan prende il rimbalzo e innesca per Della Valle che chiama lo schema. La finta di Massimo che riceve, rimane lì Achele per bloccarlo, nuovamente per Della Valle che parte di mano destra nell'angolo, ancora per Criston, vuole palla a Bilan, c'è Hawkins su di lui, nessuno va ad aiutare, arriva adesso Moore che però lascia solo Criston che si alza per il tiro da 3, prova a ripartire Brescia, stavolta hanno fatto tutto bene i giocatori di Magro, il raddoppio su Bilan, rimane solo Criston. Bilan è bravissimo a servire il compagno di squadra che inevitabilmente era rimasto solo. Criston ringrazia e porta a casa i 3 punti, fischia adesso il pubblico, 4 minuti per chiudere il match se basteranno. Moore consuma tutti i secondi a disposizione, vediamo se riesce ad andare fino in fondo. Moore deve appoggiare il pallone appena in tempo per Varnado, è stato bravo Moore a non sciupare tutti i secondi a disposizione, alla fine non è nemmeno tirato, ha alzato il pallone per Varnado. -1. Poi Saccaggi in campo spinge commettendo fallo, è il terzo di squadra per Pistoia, 3 ne ha commessi anche Brescia. Vedete qui che Moore va ad aiutare, Criston rimane solo, Milan è bravissimo a servirlo e Criston porta a casa tutto perfettamente eseguito. Giocatore dall'intelligenza cestistica impressionante Miro Bilan, che però sta soffrendo molto la difesa di Varnado in questo quarto. Nuovamente Barnell sul parquet, lo spinge Saccaggi, addirittura con il ginocchio fa segno l'arbitro, e quindi esaurisce adesso il bonus Pistoia, è il terzo per lui. Si soffre in panchina di Pistoia, la rimessa da sotto canestro per Criston, si allarga Achele, riceve però Bilan, poi Bilan sta per sciupare tutto, Criston recupera, va a tirare a tabellone, sbaglia però, Bilan si fa perdonare con il tap-in. Altri 2 punti per il croato a quota 19, +1/+3 Brescia, stiamo per entrare negli ultimi 3. Fischia il pubblico del Palla Leonessa, Moore consuma ancora tutti i suoi secondi a disposizione, stavolta c'è il fallo però di Della Valle. Certo che se un playmaker consuma dai 10 ai 12 secondi palleggiando sul posto non metterà mai in ritmo la squadra, ma queste sono solo mie considerazioni, ma non fateci caso, è solo la mia considerazione tecnica, giusto per provare a leggere, a interpretare quello che fanno i giocatori in campo. Intanto fuori Saccaggi, Willis lo guarda negli occhi Della Valle, 7 secondi per andare al tiro, Willis lo attacca, Della Valle viene superato, Widal è solo nell'angolo, sbaglia però, rimbalza ancora di Miro Bilan. Fate 2 conti, ne ha tirati giù 15 Bilan di rimbalzi, poi il fallo di Moore, però andrà in lunetta Criston per 2 tiri liberi. Fallo di Moore sul palleggio di Criston, non in azione di tiro, non aveva ancora raccolto, ma andrà comunque in lunetta. E c'è il time out qui al Palla Leonessa con il pubblico della Germani che prova a farsi sentire, a spingere i suoi, con Nicola Brienza che ferma tutto forse anche per far rifiatare intelligentemente i suoi che adesso stavano soffrendo un po' in difesa. Si tornerà con 2 tiri liberi però per Criston. Miro Bilan a quota 19, il top scorer del match, 11 per Della Valle, dall'altra parte in doppia cifra Varnado a 16, Moore a 15, Willis a 12.
notevoli anche i 9 punti di Gianluca Della Rosa. I giocatori tirano il fiato per il rush finale in una partita riaperta grazie ai grandi meriti di Pistoia, che aveva chiuso a -20 all'intervallo, poi è arrivata fino alla parità. Vediamo dopo il time out che cosa accadrà qui a Palla Leonessa mentre si fanno sentire i tifosi della Germani. Timeout esaurito, squadre che tornano sul parquet, 3 di vantaggio per la Germania ma 2 tiri liberi per Christon. Sono i primi tiri liberi per lui della serata. 15 rimbalzi, doppia stratosferica per Miro Bilan, che adesso prende un po' di fiato. (2:42) sul cronometro. Primo tiro libero per Christon, è rientrato Ogbeide per Pistoia, fuori Whittle. Secondo tiro libero per il nativo di Cincinnati. Tiri liberi pesantissimi in questo momento del match. Tira per il +5 Christon. Fa 2 su 2. Palla adesso a Pistoia che va la rimessa da sotto canestro con Varnado per Hawkins per Moore. Le squadre non hanno tirato benissimo entrambe dalla lunetta. Comunque Moore per Hawkins, consegnato per Willis. Sarà la pressione difensiva di Brescia, che vi ricorda anche esaurito il bonus. Poi c'è il fallo commesso da Christon. 2 tiri liberi adesso per Pistoia. Il fallo del numero 0 in maglia Germani, che poi va a chiedere spiegazioni al direttore di gara. Ecco il tentativo di forzare il blocco, sì, in maniera comunque irregolare. Non può passare sotto le gambe a Ogbeide. Se non ci riesce a girarci attorno non può ovviamente spingerlo in questo modo. Ogbeide va in lunetta per 2 tiri liberi. Buono il primo. Freddo il nativo di Lagos. Anche per lui sono i primi tiri liberi della serata. Il primo a bersaglio, secondo per Derek Ogbeide, poi 2:26 sul cronometro. Fa 2 su 2 Ogbeide. Peraltro in stagione regolare ha tirato con quasi il 59%, quindi molto bravo Ogbeide in questa sua prima apparizione in lunetta. Christon ancora prova ad attaccare Moore. Va fino in fondo, sotto mano sbagliato, Bilan prova a prendere il rimbalzo ma alla fine è Moore che arriva per primo sul pallone vagante. Della Valle va a chiudergli la penetrazione, arriva il blocco di Ogbeide. Moore finta in surplus il tiro nell'angolo per Varnado che si alza per il tiro da 3, sbaglia però. Ancora Bilan a tirare giù il 16° rimbalzo. Pazzesca prestazione di Miro Bilan. +3, 1:45, un solo possesso tra le due formazioni a favore di Brescia. Pistoia non ha mai messo il muso davanti. Si alza per il tiro da 3 della Valle, sbaglia però ancora Bilan, Messinburg, ancora della Valle, la finta nell'angolo per Barnella, tira CJ Messinburg da 3. Pesantissimo canestro da 3 per CJ, +6. Kobils invita il pubblico a farsi sentire, 1:22 sul cronometro. 10° per CJ Messinburg, secondo tiro da 3 a bersaglio su 5 tentativi. Willis prova ad attaccare proprio il numero 5 in maglia Germani, non ha la forza però per battere 1 contro 1, 5 secondi per andare al tiro, ci va Moore, in qualche modo sbaglia però, lotta Barnella, alla fine conquista il pallone Barnella, può andare di là, Della Valle però si ferma, giustamente vuole giocare col cronometro Della Valle, non c'è fretta e allora Della Valle fa passare i secondi, prova ad attaccare Hawkins. C'è Bilan che gli porta subito il blocco, passa Della Valle sul blocco, fuori per Messinburg, ancora da 3, ancora CJ! E se Brescia porta a casa il match dovrà ovviamente ringraziare CJ Messinburg, non solo ovviamente ma in questo momento del match. Le triple di CJ Messinburg hanno indirizzato Brescia
verso una probabile vittoria. Dico probabile perché Pistoia è dura a morire, però adesso è dura anche recuperare lo svantaggio di 9 punti grazie alle 2 triple consecutive in questo momento della partita per CJ Messinburg. Pazzesca prestazione in questo quarto per il nativo di Dallas, e adesso ovviamente cominciano già a festeggiare sulle tribune. 3 su 6 per CJ, incredibile partita in questo finale, perlomeno per il giocatore che qui vedete andare a canestro. 13 per lui in 23 minuti in campo, ma queste triple in questo momento della partita. Poi bravissimo Della Valle anche ad attaccare da un lato Hawkins, a lasciare spazio nel corridoio centrale per l'arrivo di Messinburg, e adesso cominciano anche dalla dirigenza bresciana a ritrovare un po' di speranza e di fiducia. Però che brava Pistoia, che comunque ha rimesso in discussione tutto nonostante il meno 23, nonostante il meno 20 all'intervallo. Criston a 11, Messinburg a 13, Bilan a 19. Pistoia alla palla, 42 secondi, ma ci sono 9 punti da recuperare. Deve trovare immediatamente il tiro e ovviamente il canestro Pistoia, e poi provare a fermare il cronometro. Moore va fino in fondo, non fanno fallo quelli di Brescia, sbaglia però Moore. Bilan prende tutto quello che passa sotto i rimbalzi da quelle parti là. 18° rimbalzo per Miro Bilan, 18° rimbalzo, e adesso sembra non averne più nemmeno Pistoia, che sembra aver mollato la presa, non sta più nemmeno difendendo. Allora finirà con la vittoria di Brescia. Criston prova ad attaccare nell'angolo, Achele per il tiro da 3, finisce qui il match con Brescia che va a vincere gara 1 7-9, 6-7 il parziale. Vediamo se si accorcia, sì, 7-9, 7-0, ma comunque non c'è più tempo. 3 secondi, stretta di mano tra Magro e Brienza, finisce 79-70. Brescia, diciamolo subito, merita questa vittoria perché è stata sempre avanti, anche di 23, ha chiuso a più 20 l'intervallo. Però bisogna anche dire, questa è una considerazione guardando i risultati e i numeri, la fredda cronaca come si diceva, però è vero che Pistoia ha disputato un secondo tempo pazzesco, arrivando anche ad impattare su 63-63, poi alla fine però forse sono mancate anche le energie non solo fisiche ma anche mentali agli uomini di Brienza, che comunque meritano l'applauso, ma lo merita soprattutto Brescia, che chiude gara 1, chiudendo così il primo round di match, le prime 4 partite di gara 1, con la sorpresa oggi della sconfitta di Milano, poi ieri la vittoria di Reggio Emilia a Venezia, la vittoria di Bologna su Tortona e la vittoria di Brescia qui per l'1-0 della Germania su Pistoia. Ma se Pistoia tornerà ad essere quella del secondo tempo, Pistoia potrà dare molto filo da torcere alla squadra finita terza nella stagione regolare. Il protagonista è lui, CJ Messinburg, non so se riusciremo a sentirlo nella finale. Tanto i giocatori della Germania prendono l'applauso dei propri sostenitori. Si torna qui su questo parquet martedì alle 20:45 per gara 2. Bilan stratosferico, 18 rimbalzi per lui, 1 su 1 da 3, 6 su 11 da 2, 4 su 6 dalla lunetta. Applausi per i giocatori della Germania. Vediamo se riusciremo dopo le celebrazioni ad assentire magari Messinburg. Miglior marcatore appunto Bilan, vi dicevo, poi a quota 13 Messinburg stesso, 11 per Criston, questi 3 in doppia cifra per Brescia. Dall'altra parte 15 di Willis, che si è un po' spento nel finale, 15 di Moore, 16 per Varnado. Comunque per una Pistoia che ha chiuso a 70 punti va via anche soddisfatto coach Dan, sempre una presenza molto molto piacevole da sottolineare, quella di Dan Peters. Sentiamo Bilan. Dopo il primo tempo che avete condotto in avanti, loro sono rientrati. Cosa avete fatto poi? Cosa è successo nel secondo tempo? We had a great performance from Brescia, and then we had the comeback from Pistoia. Miro, what the team has done to bring home the W? Cosa ha fatto poi la squadra? Come è andata in questo secondo tempo per portare a casa la vittoria? We controlled everything, the rhythm, the rebounds, everything. Second half, we lost a little bit the rhythm. Abbiamo perso un po' di ritmo nel secondo tempo, anche in difesa nel terzo quarto poi abbiamo difeso molto male.
and they came back. Basically, it was tie game. Loro sono rientrati nel match. And then we found ourselves again, and Fortunatamente we nel finished the finale game ci the siamo right way. ritrovati tutti And insieme. now we need to take rest and get ready for next one. Adesso Thank you, Miro. prendiamoci questa vittoria e pensiamo alla prossima partita. Miro Bilan, per lui 19 punti in 31 minuti, 4 falli subiti, 1 commesso, 6 su 11 da 2, 1 su 1 da 3, 4 su 6 dalla lunetta, 7 rimbalzi offensivi, 11 difensivi, 18 totali, 2 stoppate date, 1 stoppata subita. Questo è lo score del pazzesco giocatore croato che peraltro aveva eliminato 2 anni fa proprio Brescia nei playoff. Queste le cifre di Miro Bilan, che ha tirato col 54,5 da 2, non ha sbagliato l'unico tiro da 3 che ha tentato col 66,6 da la lunetta. Vediamo se abbiamo il tempo Coach per Alessandro sentire Magro. Dopo un ottimo primo tempo c'è stata la rimonta di Pistoia. Vai tranquillo. Risentiamo la domanda. Coach Alessandro Ecco. Magro, dopo un ottimo primo tempo c'è stata la rimonta di Pistoia, ma i suoi ragazzi l'hanno portata a casa. Le sue sensazioni su gara 1? Sappiamo che è una serie lunga, era importante indirizzarla, giocare bene, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi loro hanno deciso di cambiare i quintetti come era già successo al ritorno qua a fine gennaio. Abbiamo costruito buoni tiri, non li abbiamo segnati, li abbiamo fatti recuperare, ma siamo sempre stati là uniti. Sappiamo che sarà difficile, ci saranno elementi da vedere tra gara 1 e gara 2, ma dobbiamo continuare così, con la fiducia di continuare a costruire insieme. Grazie coach. Grazie. Le parole di coach Magro, che sa benissimo che Pistoia sarà un osso duro per la sua squadra, che intanto però porta a casa con un po' di sofferenza nel secondo tempo questa gara 1. Questi numeri, amici di DAZN, prima di salutarci: 79-70, Brescia vince la prima partita, si ritorna qui alle 20:45 martedì per gara 2, ma da domani, vi ricordo ancora, si riparte con l'altro lato del tabellone, un Bologna-Tortona con Venezia-Reggio Emilia, e si continua così con tutti i playoff fino alla finale scudetto su DAZN. È tutto, amici da Minotaviri, per voi grazie per essere stati in nostra compagnia, ci lasciamo su queste cifre. Vince Brescia 79-70. Buonanotte dal Palla Leonessa di Brescia.